Zaia a Bassano per difendere il tribunale, la nostra linea del Piave, chiuderlo è indecente. Imprenditori artigiani uniti contro la chiusura del tribunale, è ora di finirla. I 6 da salvare, il ponte di Bassano diventa il simbolo dei tribunali destinati alla chiusura. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Bassano TG. In apertura ci occupiamo oggi della manifestazione di protesta che ha visto l'occupazione del ponte degli Alpini per salvare il tribunale di Bassano. In testa ad un esercito di persone il presidente del Veneto Luca Zaia. Il 22 luglio 2013 verrà ricordato a Bassano non solo come il compleanno della città, ma come il giorno della presa del ponte per salvare il tribunale di Via Marinali. Eloquente il colpo d'occhio. Ci è voluto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, per mobilitare un esercito di persone, un'intera comunità, gente comune, sindaci di oltre 30 comuni dall'Alto al Basso Vicentino, politici, tutti rappresentanti di categoria del bassanese, esponenti sindacali, gli avvocati, tutti per la prima volta uniti. È uno scempio, è un insulto alla pubblica decenza pensare che si vada a tagliare questo tribunale che fa parte di 31 tribunali da tagliare, 38 procure e soprattutto che la motivazione sia quella dell'efficienza. A me risulta che questo mega taglio darà come efficienza nazionale 17 milioni di euro. Beh, che vadano a tagliare da qualche altra parte gli do io gli indirizzi. Una rapida visita e Zaia ha potuto verificare lo stato del nuovo tribunale, quell'edificio da 12 milioni di euro che rischia di essere inutilizzato se a Roma decidono d'ammanettare la giustizia. Sono le solite schifezze che vengono scelte su Roma. Ricordiamo che noi in quel palazzo ci portiamo il tribunale, costo di andarci da soli, magari ci porteremo anche i nostri giudici. La Repubblica Veneta sceglieva Bassano, Bassano è sopravvissuto alle guerre, è sopravvissuto a tutto e adesso qualcuno da Roma ci dice che dobbiamo tagliare, ma stiano a casa loro che è meglio. In alcune occasioni si è parlato di una politica locale assente. Beh, è probabile, ma non da parte nostra, forse c'è qualcuno che si è addormentato e che magari non si è accorto che stanno chiudendo un tribunale. Noi no, perché in tempi non sospetti abbiamo proprio a firma mia iniziato a firmare le petizioni e portare avanti questa sfida, che non diamo per chiusa. Ponte degli Alpini dunque occupato, un evento unico nel suo genere, e ai drappi che pendevano sul Brenta a rappresentare i 6 da salvare, oltre a Bassano, Lucera, Chiavari, Pinerolo, Rossano Calabro e Tolmezzo, è stato messo nastro nero a lutto. C'è chi ha parlato di funerale della giustizia. Nei prossimi giorni a Roma può accadere di tutto. E cosa si è pronti a fare? Beh, di tutto, casino sappiamo farlo se ci mettiamo d'impegno. Non ci fa paura sicuramente un decreto ministeriale e soprattutto confidiamo tanto nel ricorso avanti la consulta, perché comunque quello è dirimente rispetto a tutta una serie di argomentazioni che sono state portate. Delle categorie economiche rappresentate, ma vediamo anche moltissimi cittadini, quindi questa è la battaglia di un intero territorio per la difesa di un'istituzione che serve.